Eder. Mech. Pallister. Hai idea di che fine abbiano fatto le chiavi di Liliana? Assolutamente no, io ero all'oscuro di questo. Di questo mazzo di chiavi suo non sono mai stato messo al corrente di questo. Perché poi lei, essendo piuttosto precisa, difficilmente perdeva le cose per strada. È vero, un mistero, chissà. Le avrà perse, le avrà lasciate da qualche parte, gliele avrà prese qualcuno, per dire. Non lo so, quando gli investigatori sono venuti da me dopo parecchio tempo con queste chiavi hanno provato, mi hanno detto guarda queste sono le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana e siamo venuti qua per provare se sono veramente queste, hanno provato tutto. E ho detto guardate sono legate col spago, sono le chiavi di riserva. Che fine hanno fatto queste chiavi di Liliana? Oggi 10 marzo ripercorrerò quello che è successo il 14 dicembre. Verso le ore 8:12, come ogni mattina, ho scritto un messaggio WhatsApp a Liliana contenente CAMBG, ovvero ciao amore mio buongiorno. Lei, di solito, mi rispondeva subito con messaggio o chiamandomi. Quella mattina non mi ha risposto subito ma verso le ore 8:22 mi ha chiamato. Le nostre conversazioni vocali avvenivano quasi esclusivamente per via telefonica e quasi mai via WhatsApp. Nella telefonata mi era sembrata tranquilla come sempre e mi ha avvisato che sarebbe stata in ritardo rispetto al solito orario perché doveva passare alla Wind 3 di via Battisti che apriva alle ore 9. Poi mi avrebbe raggiunto a casa. Non ricordo, durante la telefonata, di aver sentito rumori in sottofondo per cui presumo che fosse stata a casa o comunque in un luogo chiuso. Verso le ore 10:15, non vedendola arrivare, mi sono preoccupato e le ho scritto un messaggio che non è stato aperto, nemmeno dopo durante il giorno. Circa mezz'ora dopo ho provato anche a chiamarla ma non mi ha risposto. Le ho poi inviato un altro messaggio WhatsApp scrivendole più o meno che mi facesse sapere qualsiasi motivo del suo ritardo. Successivamente l'ho richiamata senza risposta. Messaggi e chiamate intervallate più o meno da mezz'ora tra una e l'altra. Dopodiché mi sono recato in macchina alla Wind 3 di via Battisti ed ho parcheggiato in doppia fila di fronte al negozio. Sarà stato più o meno poco prima di mezzogiorno. Nel negozio c'erano due donne giovani, una più alta ed una più bassa, a cui ho chiesto se fosse passata in mattinata una signora con le caratteristiche di Liliana. La donna più bassa mi ha risposto che era stata lei all'apertura e gli unici due clienti di quella parte di mattinata, tra le 9 e le 9:30, erano stati un ragazzo ed una ragazza. Ho poi proseguito andando in macchina fino a casa di Liliana in via Verrocchio percorrendo la via Damiano Chiesa in salita. Ho imboccato il parcheggio antistante il condominio ed ho visto che non c'era la macchina che sapevo essere la sua. Sono ritornato verso il centro con la mia macchina ripercorrendo la stessa strada. Poi sono andato a casa e continuato a chiamare e a inviare messaggi a Liliana. Mi sembra qualche minuto prima delle 15, ho provato a chiamare nuovamente Liliana al telefono. Mi ha risposto il marito pronto, sì pronto ed io non ho detto parola e subito dopo si è interrotta la comunicazione. Non ricordo se ho chiuso io o lui la telefonata. Ricordo che, anche il successivo giorno 19 dicembre, il numero di Liliana mi ha chiamato almeno altre 3 volte ma io non ho mai risposto. Verso le ore 15:30 ho poi chiamato Salvatore Nasti e mi sono trovato con lui all'inizio del viale 20 settembre. Io e Nasti abbiamo camminato fino al foro Ulpiano dove avevo parcheggiato la mia macchina e, strada facendo, gli ho raccontato del mio rapporto con Liliana. Dopo l'incontro con Nasti, che ho accompagnato a casa con la macchina, sono andato a casa mia mantenendomi sempre in contatto telefonico con lui fino alla sera inoltrata, ossia dopo che avevano accompagnato Sebastiano a denunciare la scomparsa di Liliana.
Sono sicuro di essermi recato solo 2 volte con la macchina a casa di Liliana, la prima volta alla mattina e poi quella con Nasti nel pomeriggio, almeno così credo di ricordare. Mi frequentavo con Liliana più intensamente dalla fine della scorsa estate, ma in realtà non ci siamo mai persi di vista nel corso degli anni. Ci vedevamo ogni tanto per un caffè o per stare un po' assieme. Da fine agosto, primi di settembre, Liliana veniva quasi ogni martedì a casa mia. A volte faceva le faccende domestiche come stirare ed altre cose simili. A volte ci vedevamo anche altri giorni, dipendeva un po' dagli impegni di entrambi. Con lei ogni tanto andavamo nell'ex sede di via Pondares del Marathon, stavamo là al coperto da sguardi indiscreti a prendere un aperitivo, un caffè ed a chiacchierare tra di noi. Ci confidavamo reciprocamente. Roberto, un dirigente della società che è il proprietario del locale, sapeva che ci andavo con una donna, ma non credo sapesse che si trattasse di Liliana. Liliana aveva una copia delle chiavi di quel posto, ma non ricordo su che portachiavi le tenesse. Ci vedevamo lì da quando si era reso disponibile il posto, credo da circa un anno, perché prima era in affitto ad un'associazione benefica. Della nostra relazione io non ne ho mai parlato con nessuno e credo nemmeno Liliana lo avesse fatto. Era un nostro segreto. Intendo dell'ultima parte della nostra relazione, quella da fine agosto in poi. Dopo la scomparsa sono andato a cercare Liliana con Covalero Fulvio, poteva essere la domenica successiva ma comunque qualche giorno dopo. Siamo andati a cercarla nella zona soprastante la casa di via Verrocchio, praticamente nella zona boschiva sopra la fine di via Damiano Chiesa, fino all'ex stazione ferroviaria di Guardiella in zona Longera. Poi anche con un mio amico abbiamo cercato lungo la strada che dal cimitero di Basovizza va verso Gropada. Credo fosse stata la domenica successiva. Cercavamo in primis Liliana o qualsiasi altra cosa che potesse ricondurre a lei. Abbiamo camminato guardando un po' ovunque, ma non l'ho mai cercata all'interno dell'ex OPP. Durante la scomparsa di Liliana mi sembra di non essere mai andato all'ex OPP, ci sono stato insieme a Salvo e Gabriella, ma non ricordo se prima o dopo il ritrovamento di Liliana. Sono andato con loro perché mi avevano dato appuntamento al posto delle fragole per bere un caffè. Quella zona loro la frequentano spesso con i propri cani. Gabriella vorrebbe anche far mettere una panchina in quel posto in memoria di Liliana. Come ho detto prima, non ricordo se ci siamo trovati all'ex OPP prima del ritrovamento di Liliana. Sicuramente le volte in cui ci sono stato dopo il ritrovamento è perché in quel posto era stata, appunto, ritrovata Liliana. Covalero Fulvio, in un'intervista televisiva, ha detto di aver visto un sacco nero nella mia vettura. Mi capita spesso di averne uno in macchina perché può servire sempre per qualcosa, oppure lo uso per stenderlo sul fondo del baule se devo metterci sopra qualcosa all'interno. Quando è stato ritrovato il corpo di Liliana, ho subito detto che se era un sacco nero non andava bene, perché nel comune gergo, quando si parla di un sacco per le immondizie, si parla di sacco nero. Io ero convinto che Liliana fosse stata buttata via come un'immondizia e istintivamente ho detto così. Per lo stesso motivo, anche la volta in cui l'ho cercata con Covalero, tra le cose che cercavo, era un sacco nero. Non credo che Liliana si sia suicidata. Nelle nostre chiacchiere lei mi aveva confidato che l'unico motivo per il quale si sarebbe tolta la vita era se, un domani, io fossi venuto a mancare. Vorrei aggiungere anche che, mi sembra Nasti, mi ha detto che il lunedì pomeriggio 13 dicembre, al rientro a casa dalla sauna in Slovenia, non abbia visto in buoni rapporti Sebastiano e Liliana. Non so se li abbia visti litigare o meno. Acconsento che venga effettuato su di me il prelievo di un campione biologico per tipicizzare il mio profilo DNA.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.